Tragedia sfiorata questa mattina ad Abano Terme, una fuga di gas ha causato l'esplosione di un'osteria, pesanti i danni, una signora che stava per entrare nel locale si è salvata per miracolo, i vigili del fuoco hanno trovato una bombola aperta. Inchiesta sui lavori dello stadio Euganeo, archiviate le posizioni del sindaco di Padova e dell'assessore allo sport che erano stati accusati di concussione. Lutto nella sanità per la morte di Maria Grazia Carraro, la direttrice generale dell'Ulsuno Dolomiti. Era malata da tempo ma fino all'ultimo ha guidato l'azienda sanitaria. Il cordoglio di Zaia, professionista esemplare, ci mancherà. Colpisce una maestra, le fa perdere l'equilibrio. L'insegnante finisce all'ospedale con una ferita al ginocchio. È successo in una scuola elementare del Veneziano. 20 razzie in casa in 3 mesi tra Veneto e Lombardia. 2 malviventi specializzati in furti in appartamento arrestati a Monza, da Mogliano a Scorzea a Bassano avevano raccolto un bottino di 100.000 euro. Nel pomeriggio a Monticello Conteotto i funerali della 17enne promessa del softball vicentina, travolta e uccisa sulle strisce pedonali da una jeep negli Stati Uniti. Lutto cittadino in paese. In altopiano ancora lupi in azione. I predatori divorano l'asinello di un allevatore che abita a poche centinaia di metri dal centro di Asiago. La sua rabbia ai nostri microfoni. A grande richiesta domani sera alle 21:15 Antena 3 vi proporrà la replica della dunata sezionale degli alpini trevigiani che Domenica Motta ha visto sfilare oltre 1000 penne nere e ha incollato voi telespettatori davanti alla TV. Ben ritrovati, buonasera, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3 e dunque c'è stata una tragedia davvero sfiorata questa mattina ad Abano Terme dove poco dopo le 8:30 una fuga di gas ha causato l'esplosione dell'osteria Cacio e Pepe, semidistrutto il locale, leggermente contusa una signora che stava per entrare nel locale ed è stata davvero miracolata. Vetri rotti, un muro semicrollato, l'interno quasi intatto con alcuni calici di vino integri sui tavoli con le tovaglie a quadretti. È quanto resta dell'osteria romana Cacio e Pepe di via Previtalia ad Abano Terme. Sono circa le 8:30. I residenti dei 3 appartamenti piani superiori per fortuna sono quasi tutti fuori casa. Una donna sta per entrare all'interno nel giorno di chiusura del locale per le pulizie quando viene travolta dall'onda d'urto ma se la caverà solo con leggere contusioni al braccio. Un boato potentissimo con i residenti che si precipitano in strada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che dopo aver fatto evacuare completamente lo stabile procedono alla messa in sicurezza dell'edificio. Sappiamo senz'altro che c'è stata un'esplosione di GPL da una bombola che abbiamo trovato aperta e poi ci sono al vaglio una serie di ipotesi che insieme con i carabinieri stiamo appunto valutando. Partendo da quella che è comunque una situazione certa, cioè l'esplosione del GPL. In completa sicurezza nel vicino parco pubblico i vigili del fuoco procedono allo svuotamento della bombola di GPL. Le indagini sono in corso da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Nel frattempo la strada, collegamento tra Abano Terme e Montegrotto, viene chiusa al traffico dalla polizia locale. L'esplosione ha distrutto tutte le vetrate e le parti in cartongesso, ma nessun danno alle strutture portanti, tanto che al termine delle operazioni di messa in sicurezza gli inquilini degli appartamenti potranno rientrare in casa. I vetri non sono rotti, le persiane, tutto a posto da come ho controllato io. Adesso i vigili mi hanno detto che vengono loro a controllare meglio. La figlia di sua figlia erano fuori per fortuna? Per fortuna non erano in casa e quindi perché mia figlia appunto va via presto e non c'era nessuno. Però c'è un coniglietto in casa? C'è il coniglietto, sì, però ho visto che è tranquillo. Era in terrazzo lì, aveva fatto un po' di disastro per terra, però insomma dai, si è spaventato anche lui, poverino. L'osteria è stata posta sotto sequestro, l'indagine è aperta. Non era sul posto al momento dell'esplosione ma è corso all'osteria con il cuore in gola. Il proprietario del locale che ai nostri microfoni ha raccontato: ieri sera ho chiuso tutto, con il locale vivono 7 persone. Sono solo sconvolto, quello sì, perché ho detto tutto mi sarei mai immaginato ma una cosa del genere no, anche perché l'ho chiuso io il locale, fughe non ce n'erano, fughe non c'erano. Ieri sera a mezzanotte abbiamo chiuso, buttato l'immondizia, fatto tutte le solite cose che facciamo e poi ecco, è successo quello che è successo.
È sconvolto Alessandro Peia, il titolare dell'osteria Cacio e Pepe, corso in via Previtali dopo le telefonate dei vicini. Era giorno di chiusura oggi per il locale, racconta sollevato perché si è ferita solo una donna. Il bilancio poteva essere peggiore. Grazie a Dio, non so come ha fatto a non farsi male, ha sentito l'esplosione all'orecchio e le cose varie, stava per entrare, quando è entrata ha sentito il boto, tutto lì. Però grazie a Dio non c'è niente perché non l'hanno portata via nemmeno l'ambulanza e cose varie. Grazie a Dio. Non sa spiegarsi cosa sia accaduto a Alessandro Peia. Adesso la preoccupazione è per il futuro. Lei ha già calcolato quanti danni potrà avere? Non lo so perché non mi hanno fatto entrare dentro, non mi fanno entrare, non lo so. Ecco, quello che vedo dall'esterno. Però dentro il locale dicono che è integro. Solo la parte della cucina e della pizzeria, dove per me c'è stata la fuga del gas. Però è tutto divelto, non riesco a calcolarlo un danno del genere. Certo non ci voleva perché un anno chiusi di Covid, più tutti i problemi con le bollette, adesso fermano un'attività e ci stanno 7 persone che lavorano, 7 famiglie, non è una cosa bella. E questa non è nemmeno una cosa facilmente rimetterla in piedi, perché penso che non ho idea, ecco, c'è l'assicurazione per vedere, non ho idea proprio, non ho idea. Ora veniamo all'inchiesta sui lavori allo stadio Euganeo. Archiviate le posizioni del sindaco di Padova e dell'assessore allo sport che erano stati accusati di concussione. Archiviate le posizioni del sindaco di Padova Sergio Giordani e dell'assessore allo sport Diego Bonavina nell'ambito dell'inchiesta sui lavori della curva sud dello stadio Euganeo di Padova. Giordani e Bonavina erano accusati di concussione. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione fatta dal pubblico ministero in riferimento alle presunte pressioni fatte da sindaco e assessore per accelerare il completamento della curva dell'Euganeo. Ovviamente c'è soddisfazione per l'esito, ha sempre avuto completa fiducia e massimo rispetto nei confronti della magistratura, ha dichiarato in una nota ufficiale il sindaco di Padova, che assicura che per quanto riguarda il cantiere i lavori procederanno con grande zelo sotto la guida dei tecnici responsabili affinché la città possa raggiungere l'obiettivo nella massima trasparenza. A Giordani fa eco l'assessore allo sport Diego Bonavina, che si dice felice di chiudere questo periodo difficile. Auspico che anche le posizioni dei funzionari comunali possano essere chiarite e che i lavori ripartano quanto prima, ha scritto Bonavina. Sul fronte dell'inchiesta invece proseguono le indagini sui presunti omessi controlli proprio nei confronti dei 2 funzionari comunali. Per subappalto illecito invece sono indagati il legale rappresentante della ditta Estel, che aveva vinto l'appalto per la realizzazione della curva e dei 2 palazzetti dello sport, e il titolare della Tecnoedil, la ditta di subappalto. La sanità bellunese e veneta piange la morte della dottoressa Maria Grazia Carraro, direttrice generale dell'ULSS 1 Dolomiti dal 1 marzo del 2021, un lutto che ha colpito profondamente tutta la provincia di Belluno naturalmente. Il primo a esprimere il proprio cordoglio è stato il presidente della regione Luca Zaia, che ha parlato di perdita umana e professionale incolmabile. Una donna forte e appassionata, attenta alle necessità di un territorio verso il quale si è messa in ascolto, col quale ha dialogato intercettando i bisogni dei suoi cittadini. Maria Grazia Carraro è stata la prima donna chiamata a guidare la direzione generale dell'ULSS Dolomiti. Donna e foresta non è un binomio semplice per una provincia come la nostra. Le avevamo chiesto il 1 marzo 2021, giorno del suo insediamento ufficiale in piena pandemia. E la dottoressa Carraro ci aveva sorriso con gli occhi, perché solo quelli si potevano vedere oltre la mascherina, ma ci aveva risposto, e i fatti in questi 2 anni hanno dimostrato una lucidità, una competenza e una professionalità rare, oltre all'umanità, che è stata la molla che ha conquistato chi l'ha conosciuta. La dottoressa Carraro ci ha lasciati in seguito all'esito di una malattia pesante, dalla prognosi invariabile, tuttavia irreversibile. 62 anni, trevigiana di origine, direttrice sanitaria dal 2016, prima dell'ULSS 4, poi all'ULSS 7. Maria Grazia Carraro è stata anche direttore medico dell'azienda ospedaliera di Pieve di Soligo e dal 2008 responsabile a interim della direzione del presidio ospedaliero di Conegliano. Laureata in medicina e chirurgia all'Università di Padova con specializzazione in igiene e medicina preventiva, la direttrice generale dell'ULSS Dolomiti è stata per l'azienda sanitaria bellunese e per tutto il territorio un punto di riferimento imprescindibile. Nel febbraio del 2022, un anno dopo il suo insediamento in trincea, in una lunga intervista, le sue parole di riconoscenza nei confronti della rete di amministratori pubblici, dei cittadini e in particolar modo del personale sanitario. Ci ho messo cuore.
stato un anno che, come dicevo prima, è stato un anno veramente di corsa dove è impossibile fermarsi. Ho trovato una realtà professionale molto brillante, che si vede poco da fuori. Credo che sia bello anche per tutto il personale che stiamo ricercando sapere che qui ci sono dei professionisti con la P maiuscola. Voltiamo pagina, bisogna mettere in campo più risorse a partire dagli insegnanti di sostegno, sono le parole della CGIL dopo l'episodio di una bambina che in una classe elementare ha colpito la maestra finita all'ospedale. Non credo che si debba criminalizzare nessuno, l'importante è prendere atto che queste situazioni nelle scuole, nelle classi e lì dove un numero elevato di bambini e magari più di uno che presentano questi disagi vada preso in esame attraverso appunto l'aiuto anche e il supporto anche con qualche risorsa in più. Secondo la CGIL bisognerebbe partire da questo per evitare che si verifichino ancora episodi come quello avvenuto in una scuola elementare del Veneziano, in cui una bambina ha colpito la maestra facendole perdere l'equilibrio e provocandole una lesione al ginocchio che l'ha costretta a recarsi al pronto soccorso. Ora è a casa con una prognosi di alcuni giorni. Un episodio che si inserisce nel contesto già difficile di una classe dove da tempo i genitori si lamentano dei problemi comportamentali di questa alunna, che avrebbe improvvisi scatti di ira e violenza verbale e fisica. Le maestre hanno addirittura dovuto far sparire le forbici per evitare pericoli. I genitori avevano chiesto alla dirigente scolastica un intervento, cosa che lei sostiene di aver fatto, mettendo in campo ogni risorsa a disposizione, stravolgendo gli orari delle classi per assegnare dove possibile un insegnante ad hoc alla bambina. Anche il Comune aveva preso in carico la questione, proponendo all'affiancamento scolastico anche quello domiciliare, ma i genitori della bambina hanno rifiutato. L'episodio non fa che evidenziare una situazione di disagio da più punti di vista e che è andata peggiorando sicuramente dopo la pandemia. Abbiamo fatto ieri un incontro con l'USR riguardo gli organici e avremo moltissimi posti in deroga per quel che riguarda il sostegno e soprattutto abbiamo moltissimi insegnanti che non sono specializzati per affrontare problemi di così grande portata. Ritengo che rivedere il numero degli alunni per classe, ieri abbiamo discusso anche di questo, possa essere attraverso gli organici un aiuto in più. 20 razzie in casa in 3 mesi tra Veneto e Lombardia, siamo alla cronaca, qui 2 malviventi specializzati in furti in appartamento sono stati arrestati dalla polizia, un bottino totale di ben 100.000 euro per i banditi. A tradire uno dei 2 predoni è stato il DNA ricavato dalle tracce biologiche sul paraorecchie abbandonato assieme a un cappello dopo l'ultimo colpo, una rapina a Monza. Un elemento che ha consentito alla squadra mobile di arrestare 2 georgiani di 37 e 38 anni senza fissa dimora, pregiudicati proprio per furto, che in 3 mesi nel 2022 hanno messo a segno una ventina di razzie e colpi tra Veneto e Lombardia per un bottino di oltre 100.000 euro, soprattutto denaro, contante e gioielli. Erano specializzati in furti in appartamento, ma quando il 9 marzo, sorpresi da un inquilino a Monza, lo hanno aggredito per darsi alla fuga, si sono trasformati in veri e propri rapinatori. L'impressionante tour criminale inizia in Veneto, 4 province dal gennaio 2022. Si parte dalla Marca, a Mogliano 2 colpi il 9 gennaio e il 16 febbraio. Spariscono soldi, monili, elettrodomestici e quadri. Poi si spostano a Scorzè nel Veneziano, 4 razzie in 5 giorni. Ancora nel Veneziano altri 4 furti a Milano, in un caso un colpo grosso da 50.000 euro. Nuovo obiettivo il Vicentino, a Tiene a febbraio 3 colpi da 12.000 euro e a Bassano del Grappa 3 razzie. L'ultima tappa a Padova, sempre a febbraio, un colpo. Poi a marzo ritroviamo i predoni in Lombardia, furti a Crema, Gallarate e Monza, con la rapina risultata fatale per la loro attività criminale. Banditi meticolosi, prima di agire, numerosi sopralluoghi, fotografie delle case e informazioni che si scambiavano attraverso delle chat in lingua georgiana. È stata anche l'analisi di questi messaggi, oltre al DNA di uno dei 2, a consentire alla questura di Monza di individuarli e arrestarli. Denunciata anche una connazionale, complice del duo nella organizzazione dei furti. Ci fermiamo ora per qualche istante, a tra poco.
Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. Andiamo a Cavazzale, nel Vicentino, dove si è svolto il funerale di Giorgia Trocciola, la studentessa di 17 anni investita da un'auto negli Stati Uniti. Strade deserte, serrande abbassate, qualche commerciante sull'uscio in segno di rispetto. Così si presentava a Cavazzale, frazione di Monticello Conteotto. Nel primo pomeriggio la comunità si è stretta nella chiesa di San Matteo per il funerale di Giorgia Trocciola, la studentessa di 17 anni che ha perso la vita investita in un'auto negli Stati Uniti, dove da qualche mese studiava e giocava a softball. Ho scelto di proclamare tutto cittadino perché ritengo giusto che in questo momento la famiglia di Giorgia si senta la vicinanza di tutta la nostra comunità e anche per dare un segnale forte e concreto ai nostri giovani. La tensione e la commozione è palpabile, in chiesa e fuori, dove campeggia una grande foto di Giorgia attorniata da palloncini bianchi e rossi. Il suo corpo è sotto l'altare da ieri sera, coccolato tra canti e preghiere da familiari, dai compagni di scuola del liceo Canova, dagli amici e dalle compagne di squadra. Il softball, il baseball femminile, era la grande passione di Giorgia che l'ha portata ad inseguire il suo sogno americano fino a Colorado Springs. Dalla forma a diamante del campo il parroco Don Giacomo Viali ha preso spunto per tessere le parole dell'omelia. Giorgia non è morta per niente, perché ci lascia questo diamante e ci lascia una eredità importantissima. Molti di voi lo hanno ricordato già ieri sera. E come dicevo all'inizio, Giorgia non smette di lanciare e lo fa anche oggi, lo fa adesso. È un lancio strano quello di oggi, è direi una palla difficilissima. Perché? Perché ci chiede impegno, ci chiede la responsabilità di vivere questo tempo, un tempo in cui spesso abbiamo la tentazione di tirarci indietro. Sulla bara rose rosse e gialle e un grande cuore rosa. 2 peluche a forma di giraffa, il suo animale preferito, e le maglie delle sue squadre italiana e statunitense, gli Spartan. Dall'America è arrivato un lungo rotolo di messaggi per Giorgia che è stato esposto sotto il portico della chiesa. In pochissimo tempo la sua personalità solare ed estroversa aveva conquistato anche la sua comunità adottiva. Spero che lasci un esempio per tutti i nostri ragazzi e per tutti i ragazzi che la seguivano, di essere appunto la paladina e l'alfiere del coraggio e dei sogni. Cambiamo tema, tornano in azione i lupi ad Asiago e l'allevatore colpito ammette: se non cambia qualcosa porto il gregge in comune, che se la sbrighino loro. Mentre il nord-est pensa a cosa fare degli orsi del Trentino, tornano in azione i lupi dell'altopiano dei 7 comuni. Nel mirino finiscono ancora una volta gli asini di Ernesto Rigoni, che abita a poche centinaia di metri dal centro di Asiago. Questa notte un branco è entrato nella sua proprietà uccidendo un asinello praticamente nel cortile di casa. E hanno fatto veramente una confusione enorme, hanno spaccato giù le reti, hanno i maretti con i pali alti 1,50 m, gli asini spaventati alle spalle sono stati accantonati su un angolo del giardino, hanno buttato giù tutto, hanno fatto anche danni ingenti, insomma. Qualcuno potrebbe chiedere perché l'allevatore non si dota di cani da guardiania. In realtà i cani ci sono, ma sono stati terrorizzati dal numero degli avversari. Sentite. I cani si sono accovacciati vicino a casa, vuol dire che erano in tanti. Sti pastori maremmani sono ancora giovani, però. E dopo si sono abbattuti giù per la rampa del garage, sono ammucchiati tutti quanti riparati sotto la tettoia, che avevano il terrore, insomma, di questo branco. Ecco. L'allevatore, che ha già subito moltissimi danni a causa dei lupi, lancia un appello. Io spero che trovi una soluzione, altrimenti sono un po' disperato, devo dar via tutto, ma immediatamente. Anzi, chiedo a voi se avete qualcuno. In alternativa, ecco che cosa è pronto a fare Ernesto Rigoni. Oppure li porto giù in comune, che si ritenga il comune, non so cosa bisogna fare. Una provocazione, certo, ma anche un segnale che l'altopiano non ce la fa più e la stagione delle malghe deve ancora iniziare. A grande richiesta, domani sera dalle 21:15 Antenna 3 vi proporrà la replica della dunata sezionale degli alpini di Treviso. Per
per voi cosa significa partecipare a una donata sezionale? È più importante o meno importante di quella nazionale? Forse è più importante quella vicina perché la sentiamo. Sì, sono bravi. Sono bravi? Siamo bravi. Le emozioni, le voci, la festa delle oltre 1000 penne nere trevigiane a Motta di Livenza. Siete stati tantissimi domenica davanti alla TV per seguire la diretta non stop di Antenna 3 dalle 8:45 del mattino per la donata sezionale delle penne nere trevigiane. Penne nere provenienti dai 20 raggruppamenti per un totale di 89 gruppi, da Pieve del Grappa a Motta, da Mogliano a Nervesa della Battaglia. Un evento da rivedere per emozionarsi ancora e ricordare il valore della grande famiglia alpina. E allora, a grande richiesta, domani dalle 21:15 su Antenna 3, l'appuntamento è con la replica della donata trevigiana da Motta, per non perdersi nemmeno un momento della giornata di festa che ancora una volta ha scaldato il cuore di tutti. Domani sera dunque dalle 21:15 non perdetevi questo appuntamento. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. In arrivo un altro carico di preziose piogge portate da una perturbazione che lambisce il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di giovedì 20 aprile. Sul Veneto tempo diffusamente instabile con cielo molto nuvoloso e precipitazioni ovunque, localmente anche moderate. A carattere intermittente invece sulle zone orientali e costiere della nostra regione. Temperature nuovamente in calo, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 10 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza coperto, con piogge sparse, in genere abbondanti sulla zona montana, deboli o localmente moderate invece su pianura e costa. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti tra i 15 e i 17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo anche qui coperto, con precipitazioni diffuse, come vediamo, nevose oltre i 1500 metri di quota. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.